oggi è il 6 di febbraio. È tutto così offuscato, no, offuscato si può dire? Vabbè, non è il massimo. Ho appena steso le lenzuola, anche se il sole tra un po' tramonterà, tra una mezz'oretta più o meno. Però ho preferito stendere lo stesso, che tanto c'è un po' d'aria e quindi un pochino si asciuga di sicuro la roba. Devo rifare il letto, ma io volevo usare queste lenzuola. Purtroppo però le ho stese tardi, quindi non lo so se ci riuscirò. Intanto ho pulito casa, ho dato una bella pulita al pavimento perché era nero. Io non avete idea dello sporco che è venuto su. Tra l'altro alcune piastrelle le ho anche passate a mano, tipo tutta quella zona lì l'ho fatta a mano con la spugna, lo sgrassatore, perché lì davanti si sporca tantissimo e non viene via con l'aspira e lava, e quindi cioè non è venuto via del tutto lo sporco, e quindi ho dato una passata anche a mano. Anche lì ho dato tutta una passata a mano, anche in questa zona. Ho visto che ci sono altre piastrelle macchiate. Questa è macchiata, vedete? Ci sono delle macchie, ma perché queste piastrelle sono fatte così, sono ma comunque a macchie, vedete quelle strisce, sono fatte così. Ma questa invece è proprio macchiata e è proprio sporca, anzi questi due qua, 3. Dovrei fare questo quadrato, cioè sembra lurido a vederlo, in realtà vi posso assicurare che è molto più chiaro di quello che si vede e è pulito. Ho fatto la prova anche con lo Scottex passato per terra, no, è pulito. Quelle là però sì, sono un po' ancora sporche. Anche qua ho dato una passata a mano, qui. Sembrano sporche ma non lo sono, sono tutte fatte così. E l'iPhone rende i colori pessimi proprio. Ecco, il pavimento è chiaro così, tutto così. Solo che se io faccio così diventa scuro e sembra lurido. Comunque qui ho dell'umido da buttare, qui è cenere, qua c'è Pippo, lì c'è Pepe. Ecco, i miei due patatini. Perché ho pulito? Perché Pippo ha avuto la sua giornatina vomito e quindi ho dovuto dare una bella passata a tutto il pavimento. C'era bisogno in ogni caso, e ne ho approfittato e... Ecco, da qua si vede il pavimento chiaro. Sì, non so, i colori strani, vabbè. Comunque, detto ciò, adesso devo svuotare quella perché è la seconda volta che la svuoto. Sì, adesso vediamo insieme. L'ho lavato 2 volte il pavimento, questo è il secondo lavaggio. Guardate che nera che è l'acqua. E sì, beh, ma sicuramente l'acqua è nerissima e sicuramente passando un'altra volta verrebbe via ancora nera. Purtroppo facendo fuoco il pavimento si sporca molto facilmente, come anche tutti i mobili, tutto. E poi questo è relativamente pulito, qua anche sporco perché prima ho trafficato con questo qua, col contenitore, quindi ho sporcato tutto. Vediamo. Beh, dai, questo... No, il primo svuotamento faceva veramente schifo, cioè comunque è sporco, guardate che acqua. Io sono sicura che passando un'altra volta verrebbe via altrettanto sporco. Sembro un po' una pazza, con i capelli tutti sparaflesciati. Comunque dovrei anche dare una lavata alla vasca, non ho fatto quel lavoro là, ho solo dato una bella passata al pavimento.
perché i sanitari bene o male non dico che li passo tutti i giorni, ma non è che siano così sporchi. La vasca e la rubinetteria lì quella sì è piena di calcare, ma penso farò stasera dopo la doccia, che così rimane pulito poi fino a domani. Penso di fare stasera quel lavoro là. Diciamo che io non ho una scadenza fissa per le pulizie di casa. A me non piace programmare queste cose, cioè se ho voglia le faccio, se no amen, non le faccio. A me scoccia programmare queste cose. Se ho voglia di pulire pulisco, se no non pulisco. Non voglio essere schiava dei programmi che ho fatto, non mi piace. Comunque, in questi giorni sto un pochino sistemando anche i mobili qua. Ho sistemato i mobili qua della cucina perché era un casino e c'era roba che effettivamente io non utilizzavo più, e quindi tanti contenitori di plastica che poi sapevano anche di plastica. Sapete, quando diventano vecchi iniziano ad avere odore di plastica e quindi è ora di eliminare, e quindi ho eliminato, mancano i piatti però, insomma ho fatto delle sistemazioni, delle eliminazioni e sono contenta di aver fatto queste cose, dai. 7 febbraio è sera, sono appena uscita, mi sono dalla doccia, sono appena uscita dal bagno, meno 10 più o meno alle 10. Oggi pomeriggio mi sono dedicata alla cucina. Praticamente ho fatto... Allora, cos'è che ho fatto? Ho cotto la bieta nella pentola a pressione. Poi ho preparato 3 tortini, sapete quelle vaschette piccoline in alluminio? Queste qua. 3 tortini, questa dimensione. Ecco, ho fatto cadere mezza roba, molto bene. Perfetto, devo dire. Sì, perfetto. Allora, ho fatto 3 vaschette così di torta salata, sono più o meno una monoporzione alla fine, con la bieta, la ricotta, il tonno solito che faccio sempre, spezie, formaggio eccetera. Poi ho preparato delle polpette e ce le ho qua davanti, avrei voglia di mangiarle ma ho già messo la mascherina ai denti, ho già lavato i denti e non posso più mangiare niente. Patate lesse, finocchi cotti in pentola a pressione, quindi lessati. Ho preparato un casino di roba, ma ci sono dei pomeriggi che sono produttiva anche in cucina, e è strano perché io odio cucinare, però ci sono dei pomeriggi che ho questi sprint. Comunque, prima ho steso, ma qua dentro c'è un caldo, sarà che sono appena uscita dalla doccia, sto già sudando, però comunque fa caldo, anche perché di fuori non fa freddissimo, quindi... Quanti gradi sono? 25 gradi, ho detto che c'è caldo qua dentro. E io ho il pile, c'è da stare in canottiera. Vabbè, comunque, niente, ho fatto un po' di cose in cucina, quindi sempre in modalità lavanderia, chiaramente. Non può mancare. Comunque, le polpette sono queste. E in realtà ne ho altre 3, ma le ho messe in congelatore. Sì, il gas è tutto sporco, chi se ne frega. Quelle altre 3 sono crude ancora, non sono cotte, queste invece le ho già cotte. Tutte quelle che ci stavano sulla teglia della stufa le ho messe a cuocere e ne avanzavano 3, le ho messe in congelatore. Vabbè, le ho fatte con la carne macinata di tacchino, zucchine, quindi qua in realtà ci sarebbero proteine, carboidrati perché c'è il pangrattato e poi anche le verdure, zucchine. Quindi in realtà sarebbe un pasto completo alla fine se andiamo a vedere tutto, e io ci ho aggiunto i finocchi di contorno e le patate lesse. Ecco, quindi era da un po' che non le mangiavo le patate, quindi oggi potevo mangiarle. Devo stare molto attenta, io mangerei patate tutti i giorni e c'è stato un periodo che le mangiavo tutti i giorni e non mi fanno per niente bene, no, soprattutto alla pancia. Però vabbè, insomma dai, buone, queste qua adesso le metto in frigo e per domani
sera noi siamo a posto. Dovrò aggiungerci qualcosa di verdura probabilmente. Comunque questo è quanto. Io questa pentola a pressione la adoro, davvero. Io la adoro. Non avrei potuto fare acquisto migliore di quella pentola. La strauso. Peccato, qui c'è tutto da lavare, ma stasera non ho voglia. Peccato che io non riesca a trovare questa pentola con questa sigla. AP2318. Su Amazon si trova, ma non con quella sigla. Perché cambia il tipo di metallo, non so se lo spessore o che. Questa è una buona pentola, si può usare anche sul fuoco normale, quella che c'è su Amazon è molto più leggero il metallo, quindi non vale i soldi che costa. Vero? Ah sì, che bello, il mio bubuccio. Ah sì, che bello. Pipo invece è lì. Pipo ha avuto 2 giornatine un po' così così di stomaco, ormai lo sappiamo. E adesso dovrebbe andare meglio. E boh, a quanto pare i 2 gattacci qua stanno dimagrendo un pochino. Io spero non sia niente di salute, non credo. Ho cambiato loro l'alimentazione. Ho provato a prendere dei croccantini diversi, ancora diversi. E niente, vediamo. Però mi sembra che stiano dimagrendo. Spero non dimagriscano troppo di colpo. Terrò d'occhio questa cosa perché, cioè, se no non so, non è corretto. Cioè, noi non dobbiamo dimagrire di colpo e loro neanche, quindi devo stare un attimo attenta a questa cosa. Direi Pepe. Ah, bello mio mostro, bello, bello. Lavami anche me. Vabbè, dai, questa maglia è già asciutta. E qua c'è caldissimo. Ah, un po' umida qua. Sì, vabbè, ma è asciutta. Asciugamano è asciutto. Le magliette di Franz sono quelle che stanno di più ad asciugare, soprattutto qui sul collo, e se non si asciuga bene il collo poi puzza. E le magliette di Franz sono sempre un po' un incubo per farle, ma anche le mie d'estate, stessa cosa. Le magliette di cotone sono così. Le mie ciabatte super pulite adesso perché erano praticamente nere, adesso sono bellissime. Ciao Pippi, salutiamo tutti, che adesso io mi avvio verso il letto, vado a chiudere lo scuro del bagno. C'è una caccoletta qui, vabbè non ti tocco troppo se no ti innervosisci. Vedi qua, sta bene perché al naso non ce l'ha pallidissimo, ce l'ha abbastanza rosa, quindi vuol dire che sta bene come temperatura. Beh, 25 gradi direi, vero Pipo? Cosa? È un ruffiano sto gattino, è un ruffiano. Sì, ruffianissimo. Vabbè, metto un po' di legna lì e poi vado a nanna. Vi saluto intanto. Ciao!